Ci si fa non sto scherzando. No, devo mangiare l'insalata. Usa l'umire, sanno mure da cassino. Io ti dico che parava me lo portavo con mano manite quattro. Spero di... Sotto tacchette, e sa facciare venava cupette. E se ne vanno a prasa sattare, l'articolo e fanno tutta girare. Ciao le tutte, ciao le caude, e anche ti sapruete che sono. Ciao le zitte, Insalata e acqua. Sì? Ma dipende quanto insalata, se tu mangi una punta di insalata. Ehi, l'insalata dice quando lo mangi e ci sa credo. perché molto sta nascondata sempre dall'urto. Mezzo ci trovi così dei venuti, cacciuto di Guarda che bella piazzetta, questa è la piazzetta che piace al nostro candidato sindaco. Che spettacolo, il Pascolo, quello si fa la il prossimo dopo di tanto. Uè mamè. Dice che mo quest'anno buongiorno Anna, buongiorno Vicky, buongiorno a tutti quanti voi, a tutti quanti gli amici che ci scriveranno, che ci scrivono e che vedranno questo bellissimo buongiorno Che ci pensano sempre. e che ci vogliono bene. Bene non lo senti. Passiamo di qua. Possiamo passare? Siamo autorizzati? Sì. Cioè pure per siamo autorizzati? Sì, almeno faccio vedere il campanile, a Barletti diciamo un campanello, vedete che belli scorci di spazzatura, però devono pulire. L'unica cosa che mi dà fastidio, vedi che è bello, vedi che è bello, bellissimo, zio. Facciamo vedere delle cose belle, dai, che c'è la L'unica cosa dicendo sono queste macchine sempre perennemente parcheggiate, ma io alla mattina va bene, ci può anche stare, ma alla sera non si possono vedere tante macchine qua. Ma sono autorizzate? Ma che autorizzano qua non possono parcheggiare? Ma se tu vedi, loro hanno ragione, dice andiamo a parcheggiare, ma mica pure parcheggiare è stata a cattedrale, e c'è cosa, dai. Sistemeremo anche questo, noi sistemeremo anche questo. Dice che faranno anche metteranno le telecamere, vero? Per forza, le telecamere, a vedere i film. Così ci riprendo ogni mattina che passiamo. E guarda, ieri mi hanno ripreso perché niente male, sono 2 giorni che non faccio vedere Infatti lì stiamo andando, ragazzi, che non una di gaffe, E voi dove devo parlare e voi devo passeggiare che hanno chiuso il passaggio di via Milano. Ieri che è successo il traffico, siamo incartati. Ma io quello dico io, ma perché? Possibile. Ma non 2026, io c'è tutto serio un fetto. Cioè, ma vuoi mettere, cioè vuoi far capire alla gente che sta chiuso il passaggio, vuoi mettere un cartello 2 giorni prima, una settimana i vigili che devono spiegare, facilitare il flusso di traffico, ormai allo sbando, quello si è dimesso, contatto se ne è sciolto, ormai ragazzi è uno sbando, ci vuole Lello e Franco là e sistemiamo tutto. No, anche perché Aspetta, il passaggio di livello chiuso e il sottopasso, sì, quello sempre là perché guarda, non faccio niente, va là, è inutile, cioè noi li possiamo dire solo lavare la testa al ciuccio, stroci, ecco, sapone e timb. Ciao Dina! Hai alzato! Ehi! Ecco perché dico io, cioè noi non è che siamo i giustizieri della notte, che ma ognuno si assume le proprie responsabilità. Un'auto mi ha messo a correre di sta cosa che fa schifo a fare sta cosa. Intervieni, non ti conviene, vai, fai quello che vuoi, cerca che ci interessa no. Non è che ci poteva citare la mente. Comunque ieri. Vedi il sole, Ieri ho visto tanta roba, cioè, ieri ho sentito quella piccola intervista di Emiliano per quanto riguarda il tutto, come sta andando le cose a Barletta, sì. Stiamo tornando 25 anni fa, non hai capito un buon uffetto come e
dove l'hai visto? L'hai visto? Su Telesviva sta. E allora oggi andiamo a sentire. I gatti dov'è? Feleito, vedi? Feleito. Bello bello. Una cosa alla volta, sistemiamo tutto, ragazzi, con calma sistemiamo tutto. L'importante è venire per strada, no? Lasciate le tastiere, lasciate a parletta, lasciate, schiacciate, specie i nulla facenti, venite in strada a parlare con la gente. Vedi, ieri parlavamo di 5 Stelle e hanno avuto l'ok. A posto. Adesso vediamo se finalmente il loro sogno si avvererà. Auguri, vi auguriamo veramente di fare tante belle cose perché voi amate la città come l'amiamo noi. No, loro amano e noi no, oppure no? No, anche noi. Amiamo, anche non noi. È che solo loro sono. No, assolutamente. Però c'è da dire che le persone che si mettono in gioco, come te, come tanti di altri, voi date veramente tempo. Scusa, zio, c'è una bella differenza. Alcuni sono liberi di candidarsi, di spiegare il programma, avvicinarsi alla gente, alcuni devono essere autorizzati sempre dall'alto. L'importante è l'autonomia, ragazzi, e le buone idee ce le abbiamo tutti. Secondo me Ion che dice io voglio andare là per il male della città? No, vanno tutti per il bene della città. L'importante è essere autonomi, liberi di agire e non come i burattini, come Ambrangioini. Ti ricordi Ambrangioini che teneva la cuffia e le suggerivano cosa fare? Non mi sembrano proprio liberi e autonomi di decidere, anche perché hanno aspettato fino all'ultimo per avere l'autorizzazione. Questo io Hai capito? Però attenzione, mi sembrano dei bravi ragazzi, volenterosi. Infatti, il sindaco, bravissimi sulle tastiere. Il candidato sindaco è una brava persona. Non lo conosco, avremo modo di conoscerlo. Ieri come mamma, quando io Rossi e cani pezzati, ammazza le appena nati. Vabbè, ma è un modo di dire, perché ma usateci proprio. Veramente. Siamo di pezza scena. Gli è tenuto pure una zita Ras. Bella Ras. Dai, dove? Questa è nata io un cavolo di saccese. Vai. Allora. Ecco di chi è. Guarda adesso. Vedi, se noi contro senza, cioè one a uno. Dove veramente? Vabbè, non lo sapevano. No, ma questo è forte a capo proprio, voglio. Ma veramente Rosso e controsenso. Ma veramente. Io lo farei sindaco a quello. Perché, capito? Per una barletta migliore. Sto finestrino che non sapessi. Tanto che ha pagato vinto sindaco o niente. La prima cosa la macchina all'ello, Ma aspetta, ma. Una bella cosa. Signori, allora, buongiorno, stiamo delirando. Ragazzi, l'L Rosso vedete vedete che bello sfondo, vedi bello. No, lascia stare la macchina, no. Non si vede. È la portamarina che è di secondo piano, è la macchina che è primo piano, perché è bella la macchina. Le portamare in sappuccio. Allora ragazzi, devo dire che l'L Rosso, dopo 2 giorni di dieta e 2 giorni di footing, lo sai, ti vedo più agile. Ma che agile. Ieri sera, allora, se vedete un uomo, cioè un signore che passeggia. Ieri sera mi hanno scoperto anche con il cappuccio. E lui che ti mette un cappuccio da penso, le loro. Quello che ti ho regalato io ti sei messo? No, il cappuccio. La felpa. Perché ieri c'era un po' di venticello. Salutiamo Antonucci e moglie. E Antonucci sei uno spettacolo. Paola Del Re, quando viene dall'Olanda ci viene ci fa il supporto. Stavo a dire una cattiveria, la posso dire? Ma Antonucci gli sta dando dell'accompagnamento che ha dato a food. Dobbiamo chiedere. Vai Biagio, vai! Ehi, questo era un grandissimo libero, Biagio. Biagio, ha detto il signore. Ciao Biagio! Ha detto che eri un libero alla grande, Franco Di Miccoli, un portiere, un cucino di Sciolà. Tu ci vivo eri un grandissimo libero, mi ricordavi Iosche. Vai, Biagio. Un grande Biagio. Io... Hai visto? Ti hanno riconosciuto? No, io no. Come che? Ehi, ti ho riconosciuto, Biagio, sei un grande. Ciao, quando vuoi, ciao. Ehi, veramente la pelle d'oca. Era grandissimo, un signore.
sembrava io alla Cirea, in mezzo al campo. se parli di signori liberi Sciria, numero Tascia qua va che parla di Cirea, che uno, favo. il più grande libro del mondo. Il più grande Gaetano uomo, Sciria. grande uomo, oltre grande giocatore, un uomo è Moffetta ha scritto a uomo. E basta, ti ho preso 3 volte, non ti posso prendere più. 3 volte. Lavora. Sei! Come tu parti da sciolare? Sto cucendo Io di primo grado. e la bedinita con bello, freddo, canetto. Siamo di primo grado. Grande, ecco dolce il frutto. Ecco, Sciolà è la dimostrazione che ci sopra se facevano un picco, non c'è perché avevano destra ogni tempo. Se avesse avuto, capito, la linearità, lo stimolo, era Bianco, salutiamo il nostro palazzo della mio mamma. cugino di primo grado. Che sarebbe? Il padre e mia madre. Mamma, cresciuti assieme. Frate Paolo, Aldo. Albino. Via Cialdini, qua devono cambiare nome, non si sa che devono fare. A proposito di cambiare nome, hanno fatto delle strade nuove per. Ma non break, È una bella cosa, dai. Sì, è una bellissima cosa, bellissima, ci sono delle cose molto Per esempio la strada sembra la dovete fare, io la voglio vedere quando sto in vita. Ma ma cioè, al di là degli scherzi. Non fa la strada, Non ho capito, scusa, che soddisfazione trovi? via Lellerò, dai, si fa le strade quando uno muore, mica quando uno è vivo. Vabbè, faccio la fine muore e dice ma la faccia, Scegliamo la strada, il corso vuoi no, cambiare? assolutamente, pure un vico, anche quella stradina che io amo, La strada dell'amore. la strada dell'amore sarebbe bello. Via Allora, per favore, ragazzi, il futuro sindaco deve dedicare la stradina piccola all'Elio Rosso. a proposito del sindaco, Ecco, buonasera. no. Stanno parlando tutti bene, perché comunque dice che ha fatto bene, al di là del sarcasmo, il nostro buon Pasquale ha sanato tanti debiti e dobbiamo fare un applauso a questa persona. No, al di là 5 anni l'attività è stata fatta. sicuramente non ha avuto il supporto dei suoi amici, Ma soprattutto è stato distante dalla gente, Lello tu di Carretti, troppo distaccato dalla gente. ma questa cosa, questo sbaglio lui l'ha capito pure lui. tu già mi cinquena. Vabbè, ma ormai lui pensava di venire in una città idonea, sistemata, ne parlavano tutti bene di Barletta, perché lui mancava da Barletta da tanti anni. Giusto stesso parlerlo dice resto. Lo so, vabbè, questo è uno sbaglio che hanno fatto chi l'ha invitato a illuderla questa persona. 5 anni veramente di distacco dalla città, di distacco. Tu devi stare Vabbè, sulle dimissioni, quando ha parlato in latino le dimissioni, e ti ricordi che mi incazzai, vulnus, tu devi parlare alla gente, ecco perché devono stare in mezzo alla gente, parlare, ora non per dire, capisci, sta la gente, di meno cannette, io che sto in mezzo ai cristiani, anche carne, che stanno in mezzo alla gente, il problema è parlare alla gente, cioè la gente vuole capire. Sì. Non questi social, te faccio cose. Le persone io devo stringerti la mano, devo guardarti negli occhi, hai capito, zio? Sì. E siamo chiusi al cinema. E se no la vuoi dimagrire, scritto. Se no, sempre quello è il cinema, parlano. E poi c'è un'ombra. La gente va a votare, mette la croce senza sapere a chi sta votando. Capito? Devi capire, io voto Lelio Rosso perché lo conosco, mi piace, non do il voto, non mi piace, ma io so se mi piace o non mi piace. Buongiorno Peppe di Bari. Non vedo un'ombra. Detto da fe, cade, zio, in bocca al lupo e poi stringi i denti. Ciao. E tutto il resto, stringi tutto. Stringiti. The Gate, ma non si parla più The Gate, non hai capito il processo, vedi la politica che cosa ti fa fare, ma vedi che cosa ti fa fare, che dimentica il The Gate, il nostro The Gate, l'inglese, The Gate, l'Inter, l'Inter sa che fa voto, Lelio Rosso, sono cose che sono... Neceste, ciut.
Devi pagare! Vieni! Interista sfegata. Vieni, cosa mi devi offrire tu a me? Quando vuoi, Lello, quando vuoi. Sei in diretta, vuoi salutare? Forza Inter. Ancora la ciccia! C'è costato campione. Ah, questo il buon scusa che me ne scusa, Madonna, ma Venezia Disco Service. Il suo Bartolino. È vero? Sì, vai, signora, vai, non ti preoccupare, signora. Solo noi ti facciamo passare. Hai visto? Bravo, un applauso a Lelio Rosso. No, questo no, perché sto in diretta, lo faccio sempre. Fai passare tutti in diretta. Alle persone, alle donne al volante no. Perché non mi fanno mai passare. E io ho deciso che non farò più passare, non darò più precedenza a una donna. Tu sei ingombrante, si vede E uno dai, si lo fanno spaventa. apposta, poi accelerisci. Oh, calma ragazza, che cavolo, dai. Comunque ragazzi, pure oggi mi fate un bel buongiorno. Ma li faremo sempre belli, ragazzi. Comunque ci sarà una novità di Barritta Vesca, White, Romani Shock. Sciocca. A zona Cesarini voglio dire, punto e basta, non voglio parlare L'ultimo più. minuto. Non voglio parlare più di zona Cesarini. Ti piace? E qui. Steve the Fetch. E poi c'è un postamento, faccio schifo, non è capito, a cui da ieri. Scusami, non è che è bello. Bene ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Allora tu in me, che la metti, ma chi di me chi da che si non ti frega nato, si frega che da buono. Capito? E va. E te imbarate una cosa. Ragazzi, La mezzi, ma che da cusca che fai più schifo. Se nata, la rab. Ragazzi, Lello sindaco tutta la vita e Franco assessore Cacchi. e cacchi. Ciao ragazzi. Ciao Fedele Di Giorgio, ciao a tutti chi ha scritto. Forza Inter, ciao Fedele! Quanta bella gente. Complimenti e auguri un'altra volta a The Gate, dice The Gate, for President, Ruggero Filanino. Bravissima Ruggero, quando vuoi vieni a trovarmi e ti faccio vedere il mio programma elettorale. Beh, buona giornata a tutti. Tanta croce. Mettete la croce, e lei Ciao. dice già la croce a Franco. Ciao! Buona giornata. Ciao. Ciao mamma Concetta, ti voglio bene. Salutami a Luigi e a zia Franca. Ciao. E Luigi ha portato questo ufficio. Ciao! Forza Juve Paola, grande Ciao, Paola. ciao.